City, calcio a 5, siamo al Palazzetto San Valentino, si sfidano stasera Lego City e Ponte Ostiense Laurentino per una gara che è importantissima per il primato in classifica. E Lego City si stringono le mani, arbitro capitani in maglia fiammante rossa e arancione, Lego City qui in casa contro il Laurentino in maglia verde e oro. L'attesa è quasi finita, strette di mano anche tra le squadre, ci si posiziona in campo, è tutto pronto qui per una grande gara che vede Lego City condurre questa classifica di Serie C1 Girone B. Qui da Calcio a 5 Live e Live Bomber vi diamo il benvenuti. Petrone che lo aiuta, il pallone verso Terenzi, non riesce ad arrivare, il pallone dall'altra parte ancora 3 contro 1, il pallone a Terenzi che la affida al tiro, il palo clamoroso di Lara, 2 passi dalla porta. Minchio la botta, parata di schiena, parte il giocatore difensore, intanto è entrato Rosati a dare un po' di vivacità, il tiro viene fermato, prova a uscire bene Gogliaria che viene attaccato da Jacobelli. Pallone avanti, ancora prova a uscire il tiro, forte c'è Chinchio che respinge, la palla ancora buona per Terenzi, prova il tiro Terenzi, fuori, pallone per Chinchio che prova a alzarsi, vede la porta, il tiro su, ancora su Passarelli, intanto la palla dietro per Terenzi di poco fuori, occasione per Lego City. Adesso ha una buona occasione su questi secondi conteggiati a Chinchio, il tocco di Chiaria, esce Chinchio, il pallone è alto di poco, bene per Cardoso che punta, Merlonghi, Saccaro, stoppata, attenzione adesso Petrone, si gira bene il tiro, c'è un altro palo che dice no alla gran giocata di Petrone. Pallone dietro, il tiro di Iozzino, chiede a Chinchio un miracolo, la tribuna ci riesce. Pallone per Terenzi, cerca bene il tiro Lara ed è un gol meraviglioso su schema, vanno ad abbracciare la panchina, indicare anche l'allenatore Terenzi e Lara che mette a segno 1-0, si sblocca la gara qui al Palazzetto San Valentino. Si ricomincia da questo vantaggio che al 12° minuto vede in vantaggio appunto Lego City, scambia adesso tra le parti, viene fermato da Sanchez, c'è un fallo, 5 minuti dal termine prova a produrre altre azioni offensive, poche le occasioni create, ma comunque ben parate da Chinchio che sembra in partita, così come l'altro Passarelli, attenzione bene il tiro ed è il gol del forte Laurentino Ostiense che mette a segno il pareggio con una grande azione corale al 15° minuto, tutto da rifare per Lego City, annullato il vantaggio del Lego City che stava giocando comunque con abbastanza tranquillità, Saccaro, attacco per lui, viene affrontato e messo in fallo laterale dal numero 9 che chiude. Attenzione per Rosati, 2 contro 2, il tiro di Rosati colpisce l'esterno del palo, altra occasione per Lego City. La fortuna, 20 secondi al termine, attenzione il fallo, niente da fare, c'è, si continua a giocare, Merlonghi, attenzione arriva Marras che prova il tiro sporcato all'ultimo secondo quasi, Lara la da dietro, c'è Terenzi, 5 secondi al termine, Rosati prova il tiro, ultimo secondo, squillo di Rosati, ancora 1-1 risultato, ultimi 2 secondi, sarà rilanciata subito davanti, il pallone forte in cerca di una deviazione, c'è Chinchio che la respinge in mezzo, c'è la sirena, 1-1 finisce il primo tempo tra Lego City e Laurentino, tutto da vivere questa seconda parte di gara, presa che sembrerà sarà sicuramente avvincente e Lego City deve fare la partita. Si riparte subito da una rimessa laterale, Laurentino che prova
subito dalla distanza. Sarà questo secondo tempo a dire chi tra le due squadre vuole più la vittoria. Pallone in mezzo, attenzione, ancora in mezzo, attenzione, la fa sua Laurentino che protegge questo 1-1, prova anche a creare qualche manovra offensiva in avanti, attenzione, può girarsi il tiro, il palo di Merlonghi, c'è il fallo da dietro poi su Lara. Pallone dietro, 23esimo minuto, 3 minuti di gioco trascorsi questa ripresa. C'è il filtrante, il pallone per Beneiter, Marras la chiude con le gambe, tra le gambe, Chinchio, rischio per Lego City. Pallone dalla parte opposta, attenzione il tiro di prima intenzione, c'è Lara che affida ancora, momento concitato, tiro di Merlonghi che passa, Chinchio, ancora un'altra grande parata. Ancora 13 minuti al termine, c'è tempo a tiro violento, ancora in due tempi Passarelli, doppia parata su Chinchio, su Jacobelli. In avanti Lara, la recupera nuovamente, se la mette sul sinistro, prova il tiro violento, c'è Terenzi che la dà ancora dietro Lara, il tiro è alto. Sarà time out tra le due squadre, 8 minuti al termine della gara, c'è molto da ragionare per Lego City che è bloccato sull'1-1 da questo Laurentino che sta facendo una gran partita in casa. Tanto si fa sentire Angeletti che non è contento del risultato in questo momento della prestazione della Lego City. Laurentino invece che mantiene, fa passare i secondi utili, una spallata ma è tutto buono secondo l'arbitro. Merlonghi, intanto Rosati, gran giocata, la mantiene, c'è il tiro potente su Passarelli da parte di Lara, un contatto e punizione ottenuta prima, secondo l'arbitro, prima dell'area di rigore. Si dispera Di Nardi che avrebbe voluto invece colpo grosso, quindi rigore. Inverte Rosati, Petrone intanto dietro, il tiro di Merlonghi praticamente parato, vuol dire murato da Cardoso. Per Terenzi, Rosati ancora per Chinchio, tu per tu col portiere, viene chiuso intanto il tiro a giro, comunque sarà rimessa dal fondo. Filtrante dove Chinchio la recupera, ricomincia a favore di Terenzi, allora filtrante per Rosati che sale, il tiro forte e c'è il gol del 2-1 e Rosati la risolve sempre lui. Questa era bella difficile da risolvere, gara appannata un po' da parte di tutti, ma è con questa prodezza che a 2 minuti dal termine mette a segno il 2-1 Lego City Cisterna. 7° minuto, Merlonghi arriva, Tiziano Merlonghi, il tiro potente, Chinchio prova il tiro, attenzione, scende di poco fuori il tiro di Chinchio. Allora attenzione, recuperato il colpo di testa di Lara, 3-1, errore del controstienza Laurentino che in fase di impostazione ha concesso spazio al pressing del Lego City, ha funzionato, Lara mette a segno il terzo gol, 3-1, un minuto e mezzo dalla fine. Pallone in avanti, Chinchio da filtrante per Sanchez, attaccato, non c'è fallo secondo l'arbitro, gira ancora 1 minuto al termine adesso. Merlonghi, il tiro forte, niente da fare, ancora arriva Cardoso, ancora il pallone resta a favore dello Stiense che tira, c'è Chinchio che para ancora, che riparte, filtrante bene per il giro, ancora arriva per Iaria, c'ha Terenzi davanti, Iaria affida dietro, 11 secondi al termine. Ora arriva il tiro chiuso, Rosati può provare, anzi aspetta, non ha assolutamente fretta, chiude così la gara Rosati ed è Lego City che vince 3 punti importantissimi in una gara difficile da interpretare in casa. Abbraccio da parte dell'intero team, oggi è stata davvero complicata, forse più di altre trasferte, rimane salda in classifica Lego City questa vittoria ed è qui il terzo tempo, ha qualcosa da dire Merlonghi all'arbitro, tanto si ringrazia
la vivacità di questo palazzetto e premice fischio. Saluti delle squadre, il terzo tempo qui da Live Bomber, dal palazzetto San Valentino e da Calcio 5 Live. È tutto. Siamo qui con Simone Chinchio al termine della partita vinta 3-1 all'Eco City in casa con Laurentino. Oggi è stata più difficile del solito, appannamento ostro, gara buonissima del Laurentino, aiutaci a interpretarla. È stata una partita dura, lo sapevamo. Laurentino porta tanta intensità nelle partite e sapevamo che su questo campo con spazi ridotti ci avremmo messo in difficoltà. Però alla fine siamo stati intelligenti, abbiamo portato al termine una gara difficilissima, avendo ottenuto 3 punti importantissimi. Complimenti per la gara che ha offerto. Complimenti infatti a loro. Oggi c'è stata una variante nella fase offensiva, tu sei stato portato più avanti anche a tirare più volte. Come intendi questo ruolo e soprattutto cosa dai dire al loro portiere che ha parato praticamente tutto oggi? Sì, avevamo questa alternativa in più oggi, l'abbiamo provata molto in settimana. Diciamo che in alcune situazioni abbiamo creato un po' di difficoltà. L'unica cosa non ha portato al gol, però comunque sia abbiamo abbassato anche la loro intensità con una soluzione in più e siamo soddisfatti insomma perché ha portato pericolosità. Benissimo, ha detto il vostro presidente che per marzo vuole chiudere i giochi con un vantaggio letale per le inseguitrici. Tu cosa pensi di sbilanci, consapevolezza della vostra forza, del traguardo che vi siete preposti, oppure è una frase per creare solo un po' scompiglio agli avversari? No, per forza, noi siamo una squadra costruita per vincere, l'obiettivo nostro è chiaro dall'inizio, quindi siamo focalizzati su questo obiettivo e più punti di vantaggio prendiamo nelle restanti partite, prima finisce il campionato. Noi vogliamo chiuderlo il prima possibile e guardare già il prossimo anno. Ce lo meritiamo e la società se lo merita per gli sforzi che fa e per la tranquillità che ci dà. Benissimo, ringraziamo Simone Chinchio, complimenti soprattutto per le grandissime parate viste oggi, sono tutte sul tuo profilo di Live Bomber e l'highlights subito pronto su Calcio 5 Live, non mancare a vedere. Grazie a voi.